TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura questa notizia. Dopo che un detenuto si è tolto la vita al Santa Maria Maggiore di Venezia, a inizio ottobre c'è stato l'ennesimo caso, questa volta a Vicenza. Secondo l'ultimo report del garante dei detenuti, coloro che hanno compiuto un gesto estremo sono già 72 dall'inizio dell'anno, un dato in crescita rispetto al 2023. Il sovraffollamento delle carceri in Veneto è del 160%. La casa circondariale di Venezia versa in condizioni drammatiche, nonostante gli sforzi e l'iniziativa encomiabili della direzione, degli agenti e degli operatori. Su Santa Maria Maggiore chiediamo interventi immediati per migliorare la qualità della vita della popolazione carceraria e per gli operatori. Lo chiediamo a un governo che con il decreto carceri non ha risolto i problemi, che con il massiccio ideologico ricorso al diritto penale aggrava le criticità e non aiuta a risolvere i problemi. Lo ha detto nell'aula del Senato Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, illustrando l'interrogazione DEM sulle carceri. Le segreterie metropolitane di FIM Cisola Venezia e FIOM CGL Venezia, con i componenti della RSU, hanno incontrato ieri il prefetto di Venezia Darco Pellos per discutere della vicenda Speedline di Santa Maria di Sala. I rappresentanti delle categorie hanno illustrato tutte le criticità che sta attraversando l'azienda dei cerchi in lega per auto sportive, compreso l'impatto che questo stato di attesa sta avendo su lavoratori, clienti e fornitori. Il prefetto Pellos si è detto fiducioso in una soluzione positiva della vicenda. Nel frattempo si attiverà per segnalare al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, il MIMIT, l'esito dell'incontro. Come segreterie sindacali, si legge in una nota, confidiamo che la situazione si sblocchi quanto prima, fiduciosi di arrivare a una soluzione positiva. Intanto anche una delegazione dei lavoratori di Speedline sarà presente oggi a Roma per la manifestazione nazionale indetta da alcune sigle sindacali per difendere l'occupazione e costruire il futuro dell'industria dell'auto. Parliamo di sanità. Si è tenuto ieri pomeriggio al Teatro Carlo Goldoni di Venezia l'evento celebrativo della Giornata del Medico e dell'Odontoiatra 2024, organizzato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia, con lo scopo di salutare i medici più anziani, ormai pensionati, e accogliere i giovani neoiscritti all'albo. Ad aprire la cerimonia il saluto di Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine veneziano. In rappresentanza dell'amministrazione comunale è intervenuta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, la quale ha dichiarato: questo è un giorno di festa perché rendiamo omaggio a chi ha speso una vita per la cura dei cittadini svolgendo la professione più importante del mondo. Le istituzioni hanno il dovere di comunicare l'importanza del rispetto per questo lavoro. Il nostro è un territorio fortunato ad avere tanti professionisti seri e preparati, a cui va il nostro ringraziamento. E il Comune di Milano promuove la campagna di prevenzione Alzheimer 2024, un'iniziativa rivolta ai cittadini con più di 60 anni per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative e promuovere la salute mentale. Gli screening completamente gratuiti sono riservati ai residenti di Milano e si terranno nel centro Arcobaleno in via Vitrego 98, all'ex scuola elementare Canova, nella frazione appunto di Vitrego, nelle seguenti date: 29 ottobre, 7, 26 e 28 novembre 2024. Per prenotare il proprio test è possibile telefonare al numero 0444 2057 19. Per ricevere informazioni inviare un'email a interventi.sociali@comune.milano.ve.it. Lo screening della memoria è un test semplice e non invasivo, progettato per monitorare le funzioni cognitive e individuare eventuali segnali precoci di un declino cognitivo, permettendo una diagnosi tempestiva e mirata. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.